Ciao amici di Matto Scacco, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video esperimento. Andremo ad interrogare ChatGPT per capire come se la cava nel mondo degli scacchi. Andremo a cercare di metterlo in difficoltà. Se non conosci che cosa sia questo ChatGPT, te lo spiego velocemente. È un'intelligenza artificiale, qualcuno dice che andrà a sostituire Google, perché devi fare anziché fare delle ricerche, non so qual è la migliore apertura di scacchi, glielo chiedi a questa intelligenza artificiale tramite chat, quindi in modo totalmente informale, come se tu scrivessi su WhatsApp a un'altra persona, gli fai le domande ed è una chat, quindi lui impara dalle tue domande, eccetera, si evolve. Quindi andiamo un pochettino a interrogarlo e vediamo che cosa dici. Innanzitutto io gli farei la prima domanda e gli direi: qual è la migliore apertura di scacchi? 1 di 4 o 1 e 4? Vediamo se ci darà la risposta definitiva. Conosco già la risposta di Andrea Stella, ma non conosco quella di ChatGPT. Allora, ciao chat, quale tra queste due aperture di scacchi è migliore? 1 e 4 o 1 di 4? Via. Entrambe le aperture 1 e 4 di 4 sono molto valide e vengono utilizzate dai giocatori di alto livello. La scelta tra uno e l'altra dipende dallo stile di gioco e dalle preferenze personali. Che paraculo del 1 e 4, conosciuto come apertura reale, mira ad aprire rapidamente lo spazio per i pezzi, mentre 1 di 4 è conosciuta come... Ecco, già qui c'è qualcosa di strano. Vedi che sugli scacchi allora non si deve ancora evolvere, perché essenzialmente questa intelligenza artificiale prende il materiale che c'è sulla rete. Purtroppo c'è poco sulla rete di scacchi, quindi 1 e 4 apertura reale. Che io sappia non esiste sta roba, e 1 di 4 semmai apertura di donna, non apertura di re. Quindi e mira ad acquisire controllo del centro del tabellone anziché della scacchiera. Qui la traduzione chessboard, tabellone. E già qui mi scade, ma adesso andiamo un pochettino meglio. Quale variante della difesa siciliana è più forte? Vediamo un po'. È qui in difficoltà, Basta. Ha smesso di funzionare. La variante della difesa siciliana, nota come Scheveningen è considerata tra le più forti. Ah sì? Io non sapevo così. Aiutatemi ragazzi, scrivete qui sotto nei commenti. Io sapevo che è molto rischiosa la Scheveningen. Gli alfieri vengono sviluppati su case nere. Oh, come fanno entrambi gli alfieri a essere sviluppati su case nere? E la torre di re viene spostata sulla casella D8. Ma la torre di re non può andare su D8. Creando un forte punto di appoggio per altri. Inoltre il nero ha maggiore possibilità di controgioco. Ah, se si becca l'attacco Khan contro la Scheveningen. Altre varianti di difesa siciliana molto utilizzate sono Naidorf, la variante Dragon Ball e la variante Paulsen. Va bene, sono un po' amareggiato da queste risposte. Adesso continuiamo a interrogare. Si può vincere un finale di scacchi composto da alfiere, cavallo e re contro re? Vai. Attenzione. In un finale di scacchi composto da alfiere, cavallo e re contro re è possibile vincere solo se il re avversario... Cosa? Ragazzi, sei impallato. Facciamo un ricalcolo. Niente. Sei impallato completamente. Questa... Only a message at time, please. Sì, ma se non mi rispondi... Allora, intanto... No. Niente. Vabbè, feedback. Buttiamoli dentro. Raga, se ho fatto impallare ChatGPT con 2 domande di scacchi, secondo me si è impallato totale. Dead. Basta, finito. Basta. Proviamo a refreshare la pagina, ma credo che il nostro esperimento sia finito qui. Attenzione. Che tempo fa oggi a Milano? Vediamo se si è ripreso. Ok, si è ripreso.
Va bene, va bene, va bene, si è ripreso. Va bene, va bene. Facciamo finire di rispondere che poi gliene facciamo un'altra. Ah, ti posso fare stop generating. Ok, ritorniamo a fargli domande scacchistiche. Proviamo a chiedergli mm, nel mediogioco, nel mediogioco, nel mediogioco a scacchi, non è tanto italiano questa roba qui, ma vabbè, nel mediogioco a scacchi, come... Ok, è meglio, vediamo se riesco, è meglio arroccare corto o arroccare lungo? A scacchi, vai. Credo che sia in difficoltà, credo che con gli scacchi non va tanto forte. Qui l'intelligenza artificiale deve macinarne ancora, deve macinarne ancora. Basterebbe semplicemente, ce la posso fare, mi sono impalato anch'io. Basterebbe semplicemente che rispondesse sempre dipende, dipende. Andrebbe sempre bene questa risposta. Raga, si è impallato. Si è impallato. Umani 1, intelligenza artificiale 0. Attenzione, in generale arroccare corto è considerato più forte. Ah, no, la stavo festeggiando, ma c'ha ragione, in genere è così, perché i tuoi pezzi vengono messi in gioco più rapidamente e puoi creare pressione sull'ala di re avversaria. Ma non è vero, non è vero, se mai con l'arrocco lungo crei pressione sull'ala di re. Arroccare lungo l'altra parte ti dà maggiore stabilità. Non è vero! Non è vero che arroccare lungo ti dà maggiore stabilità e protezione del tuo re. Poi i tuoi pezzi vengono messi in gioco più lentamente. Non è vero! No, raga, ma non è vero. La decisione su quale arroccare dipende dalle circostanze specifiche della partita. Ok, qui si sta ripigliando, però sta dicendo tante inesattezze. Va bene, questa risposta ci può soddisfare. E stoppiamolo. Ehm, quale, qual è il giocatore di scacchi che ha guadagnato di più nel 2020? Vediamo se lo sa. Non sono a conoscenza di un elenco preciso di quanti giocatori di scacchi abbiano guadagnato nel 2020, ma so che alcuni giocatori di scacchi più famosi di successo al mondo, come Magnus Carlsen, So e Nakamura, hanno guadagnato importanti premi in denaro in competizioni e tornei di scacchi durante l'anno. Anche se questi giocatori sono stati molto attivi nel 2020 e hanno ottenuto, non saprei dire quanto ha guadagnato di più. Va bene, va bene, va bene. Attenzione raga, adesso arriva la domanda definitiva. La conosci l'apertura 300 a scacchi? Attenzione, non mi deludere. Mi dispiace, non ho sentito parlare di un'apertura chiamata 300 a scacchi. Potrebbe essere... Ho una denominazione invitata nel gioco di scacchi, esistono molte aperture. Ti stoppo. Basta, chiuso. X, mai più utilizzerò questa chat. Allora, come avete visto ragazzi, a parte che non conosce la 300, e questo è gravissimo, però cerca un pochettino di cavarsela, arrampicarsi sugli specchi, ma ci sono alcune cose che veramente sono sbagliate, cioè si avvicina alla risposta, ma magari ti dà la risposta al contrario, deve essere ancora istruita. Ovviamente, come dicevamo, è un'intelligenza artificiale che prende i contenuti dal web, da Google, da YouTube, da altre cose e cerca poi di darti una risposta. Ma ripeto, siccome ci sono ancora pochi contenuti sul mondo degli scacchi online, oppure ci sono, ma insomma fa difficoltà. È chiaro che se gli chiedessi qualsiasi cosa invece di economia, di informatica o di altre cose, riuscirebbe a essere più preciso. Ma in un mondo come gli scacchi, dove c'è un livello di profondità avanzato, io credo che fa molta fatica e per ora gli umani vincono. Ultima domanda. A scacchi è più forte Stockfish o Lela? Si scrive? Si scrive a Lela? Ok, sono entrati problemi di scacchi altamente sofisticati, altamente valori da Stockfish, il programma è grazie al Kaiser, mentre Lela è un programma di scacchi basato su... Stockfish è stato considerato uno dei programmi più forti al mondo per molti anni con un punteggio Elo che supera i 3400 punti. Stica. Lela è un programma di scacchi basato su... vogliamo sapere l'Elo? Vogliamo sapere l'Elo? Ma come?
3005. Entrambi i programmi sono molto forti, hanno ottenuto dei risultati eccellenti. Cioè, ok. Quando magari fai domande un po' più generiche che non siano proprio sul gioco degli scacchi, devo dire che le risposte sono più precise e accurate. Bene. L'abbiamo messo in difficoltà. Che non conosca la 300 è meglio che si aggiorni. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!